Un sindacato che ha saputo rinnovarsi e dialogare con le imprese. Sembra questo il messaggio che esce dal congresso regionale della CIS del Veneto nel giorno in cui uno degli storici segretari generali del sindacato, Franco Marini, è in lizza per il Colle. Un'assemblea dove una volta di più, come se ce ne fosse bisogno, è stata sottolineata la necessità di salvare il lavoro, creare nuovi posti di lavoro, garantire l'elemento indispensabile per vivere. Il lavoro è vita, più che uno slogan, l'unica verità in questo momento di buio dentro e oltre la siepe. Per sostenere il lavoro in Veneto va sostenuta l'impresa, il sindacato e gli imprenditori devono lavorare insieme, non solo limitarsi a dire che la politica è pessima. Salvare il manifatturiero è il grido d'allarme della CISL. Intanto investendo sul Veneto che cresce e impedendo che il Veneto che arranca fallisca, chiuda e poi per noi impedire l'impoverimento delle popolazioni, aiutare le persone a non diventare povere, aiutare le persone in difficoltà a uscire dalle difficoltà non è solo un impegno morale, è anche utile alla crescita e quindi le risorse per aiutare chi è in difficoltà vanno trovate sempre, anche nei tempi di crisi. Allora cominciamo a renderci conto che abbiamo una grande possibilità noi di migliorare le cose e poi l'elenco è lungo delle priorità: salvare il manifatturiero, riorganizzare il welfare in modo solidale, selettivo e sussidiario, combattere gli sprechi, sfruttare meglio le opportunità che ci dà il commercio e il turismo, non facendo lavorare per niente le persone la domenica, ma facendo lavorare tante persone quando serve, occuparci dei servizi alle imprese e alle persone. Continuiamo a essere un pezzo di paese e di mondo dove le risorse ci sono, bisogna usarle meglio. Basterebbe la firma del decreto che procrastina la cassa integrazione in deroga. Noi vogliamo che chi perde il lavoro non solo abbia un sussidio, ma che questo sussidio sia usato per aiutare queste persone a trovare un altro lavoro in tempi molto veloci. Non fare questo sarebbe criminale.